A livello regionale è stato istituito un nuovo campionato, cioè quello di Under 16 di eccellenza. In questo servizio, a qualche mese dall'inizio del torneo, abbiamo sentito come stanno andando le cose e quali siano le impressioni in ambito maschile. Ci siamo iscritti subito perché sapevamo della bontà del torneo, sapevamo che era un torneo valido per i ragazzi Under 16 e sì, ci siamo detti subito sì, volevamo partecipare. Nessuna partita è scontata, come magari nella fase provinciale c'erano certe squadre che era scontato vincere, qui non si sa mai se si vince o si perde, vince chi è più testa. I ragazzi che vanno a affrontare queste trasferte e vanno ad affrontare questo cammino sanno che è un'esperienza molto importante per loro. Una cosa che ha detto prima il mio giocatore, io condivido, non c'è nessuna partita scontata e questa è una cosa abbastanza importante, forse fondamentale. È sempre importante doversi confrontare ogni giorno. Per questo credo che questa strada intrapresa dal Comitato regionale sia molto importante e sia una strada che porti veramente dei bei risultati nel Veneto. In provincia magari uno pensa di essere forte e invece a livello regionale si rende conto che deve ancora lavorare parecchio in palestra, quindi penso per i ragazzi sia sempre uno stimolo positivo per questo, sia per mettersi in discussione, per poter allenare meglio e per poter crescere. Alla prima edizione del nuovo campionato regionale di eccellenza di Under 16 si sono iscritte soltanto 9 squadre nel maschile. Chi per motivi economici, chi per mettere le mani comunque sul titolo provinciale, chi per difficoltà organizzative, insomma, le titubanze non sono mancate. Sarebbe bello che, visto che è un campionato regionale, tutte quante le province fossero ormai rappresentate almeno da una squadra. Dispiace infatti che Verona o magari Rovigo non abbiano aderito a questo campionato di eccellenza. Soprattutto Verona, che hanno anche una squadra in Serie A, quindi sarebbe stato positivo per questo. È sicuramente un campionato che valorizzerà molto di più le società che lavorano seriamente in maniera compiuta nel giovanile, anche perché è un campionato, ripetiamo, che dura una stagione intera, non è interrotto da nulla, è avulso dalle classifiche provinciali e dai titoli che qualche società quindi potrà ambire per far crescere il proprio movimento, e noi crediamo valga di più tutti assieme procedere su queste linee di qualità che non sui piccoli campanili. E siccome si gioca di domenica pomeriggio non cambia tanto, perché comunque se si giocava la domenica mattina bisognava partire presto, invece adesso si parte uguale, non è un problema. Inizialmente eravamo un po' preoccupati perché sapevamo che il livello era molto alto, e invece partecipando abbiamo notato che solo 2 squadre fanno la differenza, mentre tutte le altre squadre possono giocarsela per arrivare dietro. È comunque una faticaccia anche per noi genitori seguire i ragazzi, però è una cosa che facciamo molto volentieri e ci divertiamo tra di noi, perché al di là del grido, fondamentalmente stiamo bene anche come gruppo di genitori. Per cui se qualche volta ti viene da sbruffare e dire mamma mia, anche oggi dobbiamo partire all'1:15 per venire qui, in realtà poi non diventa una fatica, ma è una cosa che si fa volentieri.